Abbiamo detto prima che cerchiamo di andare a creare delle ricette nuove, un po' le ricette della bellezza, perché comunque devono essere mangiate non solo io li chiamo i comuni mortali, perché le nostre miss sono uno scalino superiore, sono delle tre, devono mantenersi in forma sempre.
conduce Elisa Bagordo. Buonasera di nuovo Rosolina! Non vi sento! E ancora! Di più! Di più! Ecco, adesso siete belli carichi, bisogna scaldarla questa atmosfera perché dietro alle mie spalle ci sono 14 miss che se la contenderanno perché solo 4 di loro andranno in finale al 10 settembre al Casino di Venezia. Quindi ragazze, in bocca al lupo, andate a prepararvi e ci vediamo tra pochissimo. Un applauso, salutiamo le nostre miss, questa era una sigla di presentazione e adesso inizia il bello perché le vedremo presentarsi, le vedremo sfilare come delle modelle, le vedremo interpretare il tema della serata, tutto questo per portare a casa il massimo punteggio e arrivare, come ho detto prima, in finale. Vorrei ringraziare la giuria di questa sera che ci aiuterà a decretare quelle che sono le vincitrici, le più agguerrite della serata, oppure le più sfavillanti, le più talentuose, chissà, lo vedremo solo. Lo scopriremo solo vedendo, scusate, ho fatto un giro di parole. Allora, andiamo subito a ringraziare Lara Piva per l'azienda Paradise Beachwear, il presidente della Proloco Michele Grossato, l'assessore al comune di Rosolina Mare Anna Rasson, titolare dell'azienda Beghi Nicola Mattiazzo, il nostro referente per il Gazzettino Luca Crepaldi, titolare della nostra azienda sponsor per l'abbigliamento casual Mima Marco Fiore. Marco, ti sei portato la curva sud da casa? Tutti! Ti è costato? Ah, bene, non diciamolo così, la prossima volta l'ingaggio anch'io per la serata delle miss. Ringraziamo anche tutti i nostri partner, quindi il comune di Rosolina, la Proloco, la nostra media partner il Gazzettino, Beghi, Coraia e Buoni del Mare, Paradise Beachwear, Mima Abbigliamento by Industria 16, Abate Zanetti, Mimai, il Salone Zanin con Sonia e le sue colleghe che hanno realizzato le hairstylist e il make-up artist della serata, per il food, il caseificio di Roncade, Unicarve con carne marchio qualità verificata e il mercato ortofrutticolo di Chioggia con il radicchio IGP di Chioggia. Quindi abbiamo detto tutto? Siamo pronti a presentare le nostre miss. Se volete accomodarvi qui ci sono ancora dei posti liberi, ragazzi, vi vedo lì in piedi, accomodatevi e iniziamo subito con la numero 1, Elena Vernuccio, 19 anni, di Padova, 1,65 m, del segno dell'Ariete. Abbiamo rotto il ghiaccio? Sì, vai, allora vieni, andiamo un po' più in centro palco. 19 anni, studi ancora o lavori? No, ho appena fatto la maturità. Sono uscita da poco. Ok. Ho dato all'Istituto Tecnico Turistico a Padova. Com'è andata questa maturità? Bene? Molto bene. Secchiona? Quanti Studiato c'è? 81. 81, vabbè dai, è andata bene, molto brava, complimenti. E poi? Ho praticato per 10 anni ginnastica ritmica. Ah, Ho smesso per problemi di salute. ok. E vuoi farci vedere un qualcosa senza acrobazie? Magari una piccola pirouette ce la fai? Sì o no? Io le punzecchio sempre le nostre miss perché sono un po' timide e bisogna rompere il ghiaccio nella situazione, però Elena ce l'aveva detto che aveva dei problemi alla spalla, quindi se non te la senti noi lo capiamo benissimo e quindi tranquilla. Come ti descrivi a questa giuria? Allora, testarda, lunatica, e mi piace stare in compagnia, quindi mi piace stare a contatto con le persone. E la tua carta vincente? Questa giuria ti voterà perché? Il sorriso
Benedetto da Noccia, a Padova, Agraria. Ah, grande, quindi li conosci alcuni dei nostri prodotti? O no? La carne di... Ah, ecco, bene, perché proprio l'azienda Unicarte è lì di Legnavo, quindi è proprio vicina. Cosa vorresti fare nella vita? Veterinaria. Ah, che bello. Beh, diciamo allora che la carne non era il caso di conoscerla. Questa gli animali li salva e noi invece li abbiamo appena offerti nel menù. Scherziamo, Angelica. Come ti descrivi a questa giuria? Molto timida, socievole abbastanza con le persone che conosco, lunatica E lunatica. E qual è la forma vincente? Come riuscirai a portare a casa il risultato? gli occhi. Quindi vieni più vicino, voglio uno sguardo fatale sulla nostra giuria. C'era? C'era? Ok, bene, ci vediamo più tardi. Grazie Angelica, in bocca al lupo. Proseguiamo con la numero 3, Valentina Casimiro, 17 anni di Venezia, 1,65 m, del segno dell'acquario. Turistico a Venezia. Ah, quindi fai lì dove? All'Algarotti? Ah, bene, anch'io ho fatto lingua all'Algarotti. Salutiamo il pubblico, che lingue fai? Inglese, spagnolo e russo. Ok, vai, allora andiamo con lo spagnolo che è quella più semplice. Salutiamo il pubblico. Buenas noches. Buenas tardes. Bueno. In inglese. Good night. Ok. In russo. Grazie. Michele, presidente della Proloco, ha origini russe, quindi lui è l'unico che può dirmi se l'hai pronunciato correttamente. Com'è andata? Scherziamo, non è vero, qui è originario di Rosolina, un pezzo forte della città di Rosolina. Da grande cosa vorresti fare? Mi piacerebbe molto fare la novella. Ah, bene, e hai anche altri sogni nel cassetto? E ballare, cioè diventare una brava ballerina. È vero, perché tu hai detto che anche tu pratichi. Ho fatto per molti anni Danza. Bene, qual è la tua arma vincente per sedurre questa giuria? È che quando mi punto su un obiettivo e faccio il possibile per raggiungerlo e lo raggiungo. Quindi ti descrivi una ragazza testarda e cocciuta, ma anche Sono socievole, infatti mi piace conoscere molto le persone, nuove persone e fare amicizia. allora Valentina, in bocca al lupo, ci vediamo più tardi. Grazie. Proseguiamo con la numero 4, Alessia Marinello, 17 anni di Mestre, 1,72 m, del segno dei Gemelli. Benvenuta anche a te Valentina. Alessia, scusami, perdona. Buonasera a tutti. Alessia, cosa fai nella vita? Io sono una studentessa, studio al liceo delle scienze umane dove studio psicologia. E da grande vorresti diventare? Vorrei diventare una psicologa dell'età evolutiva o un assistente sociale, ma il mio vero sogno nel cassetto è lavorare alla televisione. Ah, vabbè, insomma, guarda che ci sono un sacco di psicologhe che ora vanno a lavorare in televisione, specialmente nei programmi di talk show. Magari potresti unire l'utile al dilettevole. Mi farebbe piacere. Perché no? Perché no? Allora, vuoi fare la presentatrice in TV? Anche. E adesso ti metto alla prova, Alessia. Ci sto. Vai, vieni qua in centro palco e presenti l'inizio serata. Vai! Buonasera a tutti, ci troviamo qui oggi in Piazza Europa, Rosolina Mare, per la seconda tappa di Miss Venice Beach. Buona visione. Brava, questa era molto dalla signora Buonasera direi.
sei uno, anche la posazione così di tre quarti. Come ti descrivi, Alessia, questa giuria? Mi descrivo molto ambiziosa, testarda, infatti quando mi pongo un obiettivo cerco di raggiungerlo, poi se non lo raggiungo, ahimè, anche perdere nella vita insegna qualcosa. Sono una ragazza molto studiosa, mi piace molto studiare, infatti uno dei miei obiettivi sarebbe laurearmi. Il prima possibile. Brava. Bene Alessia, in bocca al lupo e ci Grazie. vediamo più tardi. Buona serata ancora. Grazie. Proseguiamo con la numero 5, Ilaria Leato, 17 anni, Villa del Conte, 1,70 m, del segno della Vergine. Buonasera a tutti. 17 anni, cosa fai nella vita, cosa studi? Sono una studentessa al liceo linguistico di Cittadella. Studio inglese, francese e tedesco. Ah, ecco, adesso ti tocca. Allora, prima abbiamo fatto inglese, spagnolo e russo, quindi l'inglese te la buono. Andiamo in francese e salutiamo la platea. Bonjour à tout le monde, je suis très heureuse d'être ici. Et bienvenue et votre moi pour arriver al grand finale. Voilà. E poi il tedesco. Il tedesco è più difficile, eh? Ja. Guten Tag, ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Perfetto. Il tedesco l'ho studiato, però me lo sono pure dimenticato. Vabbè, ti credo nella parola, Ilaria. Da grande cosa vorresti fare? Vorrei continuare in questo ambito, nell'ambito della moda e magari diventare un'insegnante di lingue. Ah, bene, insomma, hai parecchia cosa nella cassettiera della stanza. Qual è la tua carta vincente e perché questa giuria dovrebbe votarti? La mia carta vincente è la mia determinazione, do sempre il meglio di me stessa in tutto ciò che faccio e che voglio. Mi descrivo come una ragazza altruista, mi piace aiutare gli altri, stare a contatto con gli altri, semplice e appunto determinata. Bene, Ilaria, direi che di più non possiamo dire. In bocca al lupo e ci vediamo più tardi. Grazie. Proseguiamo con la numero 6, Anna Fiorin, 15 anni, di Musile di Piave, 1,73 m, del segno della Vergine. E da grande vorresti? Vorrei viaggiare tanto. Bello. E per lavoro o così per passione? Anche se preferisco per lavoro. Per lavoro, bene, ecco. E a questa giuria come ti descrivi? Qual è la tua carta vincente? Perché dovrebbero votare te e non un'altra? Per la grinta. Per la grinta. Pensavo dicessi perché sono l'unica miss con i capelli rossi. E non è facile trovarle. Questa è anche la tua carta vincente. Come ti descrivi? Sono una ragazza timida e socievole con le persone che conosco. E abbiamo rotto il ghiaccio quest'oggi. Sei pronta per la sfilata di moda? Ah, grinta, grinta e grinta. Bene Anna, ci vediamo più tardi. Buona continuazione. E adesso volevo presentarvi la Miss delle Miss, la nostra regina in carica, Miss Beneficio 2016, Federica Triusso.
devo dire che siamo super brillantinate. Siamo super brillantinati, abbiamo già svelato il tema e il colore della serata che è l'argento. Infatti sei in un magnifico abito sartoriale della stilista Anna Maria Petrone, complimenti. Ringrazio tantissimo Anna Maria, che è stata una persona molto disponibile e fa delle creazioni meravigliose in pochissimo tempo, quindi veramente volevo complimentarmi con lei. Complimenti. Federica, siamo arrivate già alla seconda tappa. Manca poco, che tu sfoggi tranquilla la Per me manca ancora tantissimo, non ci voglio neanche pensare. Vabbè, se lo dici tu, poi ti vedo. Allora, quest'anno hai un compito importantissimo, perché comunque ti ho messo a fare la punta di diamante del corpo di ballo. Com'è andata questa esperienza? Perché è tutto l'inverno che ci lavoriamo, non è che una cosa si prepara così con uno schioccare di dita. Esatto, sì, ho avuto anche l'onore appunto di essere parte del corpo di ballo di Miss Venice e è stata un'esperienza molto formativa. Per me è stata interessante perché già facevo danza classica prima di vincere Miss Venice, l'ho fatto per 11 anni e quindi passare anche il contemporaneo per me è stata un'esperienza nuova, ma che comunque mi ha aiutato a sviluppare nuove esperienze e soprattutto ho imparato anche ad interpretare di più e ci siamo divertiti molto, devo dire. Sei stata proprio brava, perché in ogni serata abbiamo dato un tema differente e quindi hai dovuto poi medesimarti nella parte, nella protagonista di questi questa temi. serata in particolare Non svelarlo, non lo sveliamo più però tardi. devo dire che secondo me è il balletto più divertente che abbiamo Bene, fatto. allora vai a prepararti che il tempo è denaro e ci vediamo più tardi. Grazie Federica, sempre bellissima. Proseguiamo con la numero 7, Aurora Brusegan, 20 anni, di Campo Nogara, 1,73 m, del segno dei gemelli. Aurora, hai messo anche i brillantini sulle ciglia argento, proprio super tema. Parla con il microfono, se no non ti sentiamo. Sempre preparati, brava, ci piace. Cosa fai nella vita? Allora, io studio scienze dei materiali all'università di Padova, è il mio primo anno. Scienze dei materiali, Scienze cosa dei significa? materiali, allora, è un po' complicato da spiegare. È basato sulla chimica e la chimica industriale, però è molto diverso perché invece di essere un processo puramente teorico è molto più applicato e si sviluppa e si concentra soprattutto. Insomma, sei una super secchiona per fare tutte queste cose, perché non è facile. Come sta andando? Bene, ho finito giusto stamattina la sessione estiva. Ah, bene, allora sei venuta a festeggiare qui in passerella. Brava Aurora. Come ti descrivi a questa giuria? Mi descrivo un po' introversa ma anche un po' estroversa, un po' un mix. Il più e il meno messi assieme. Esattamente. Bene, qual è la Bisogna sapere stare bene in ogni situazione. Brava, ci piace. Qual è la tua arma vincente? Perché la giuria dovrebbe votare te invece di un'altra? Coraggio. Il coraggio. Il coraggio di prendere decisioni come questo. Cioè il tatuaggio. Tatuaggio. Ecco, brava. E la mamma che dice poi? Non era mica troppo contenta. Non lo sapeva. Bene, ci fa piacere. Aurora, grazie. Ci vediamo più tardi. Buona continuazione. Proseguiamo con la numero 8, Sonia Bonivento, 18 anni, di Chioggia, 1,72 m, del segno dell'Acquario. in quinta. Come va? Bene. Sei bene, cosa studi? Studio sistemi informatici aziendali, istituto commerciale. E da grande vorresti?
aprire uno studio commercialistico. Ah, bene, bene, che di quelli non ce n'è mai abbastanza. Come ti descrivi a questa giuria? Allora, mi descrivo una persona solare, che ha sempre voglia di far festa, sportiva perché non riesco a stare ferma e soprattutto sincera. Tanto. Sportiva, vuol dire che pratichi qualche sport? Cosa fai? Vado in palestra, però faccio equitazione. Ah, Ho un cavallo. che bello, hai un cavallo tuo? Queste poi sono delle spiagge fantastiche perché c'era l'anno scorso, è arrivato anche l'assessore Stefano Gazzola, ben arrivato tra la nostra giuria. Lo mettiamo come presidente di giuria, quindi gli altri votano, lui invece se dovesse esserci una parità abbiamo il presidente di giuria che darà poi il voto decisivo. Michele, mi domandavo, si può ancora correre sulla spiaggia in fondo a Rosolina? Non in stagione, in inverno, bene, quindi è una cosa fantastica perché io l'ho fatto per un programma televisivo di Sky, proprio qui ospite del comune ed è stata davvero un'esperienza fantastica. L'abbiamo detto, qual è la tua arma vincente? La sincerità. La sincerità, bene, chissà che la sincerità ti porti avanti con i risultati, ci vediamo più tardi, grazie Sonia, Grazie, in bocca al lupo. Proseguiamo con la numero 9, Giorgia Parma, 15 anni di mestre, 1,74 m del segno del Sagittario. Forse la più piccolina di questa serata. Cosa fai nella vita? Studi? Studio all'istituto professionale di estetica. E da grande vorresti? Vorrei aprirmi un centro mio, oppure puntando più in alto vorrei aprire una spa. Devo dire che hai colpito nel segno, perché lì dal food non si muoveva mai nessuno, chissà perché si sono tutti sporti così. Scusami, qual è la tua arma di seduzione? Il sorriso e l'eleganza. E quali sono le tue caratteristiche? Come ti descrivi a questo pubblico e a questa giuria? Sono una ragazza molto curiosa, estroversa e ama divertirsi. Fai qualche hobby? Balli, canti, reciti? Ho fatto ginnastica ritmica per 8 anni a livello agonistico. Quindi vuoi fare qualcosa? Ho smesso da un anno. E vabbè, che vuol dire? L'hai fatta per 8 anni? Mettiamo su un po' di musica? No? Sicura? Sicura? 3, 2, 1, la facciamo ballare? La facciamo ballare? Dai, togli le scarpe, Giorgia, vai! Decido io, vai, dai! Perché? Si fa male, vabbè, non hai pantaloncini, è vero, mi ha detto non hai pantaloncini, non posso fare queste cose. Va bene, allora ti scopriremo solo vivendo, Giorgia. Grazie, buona continuazione. Proseguiamo con la numero 10, Valeria Zanier, 20 anni di Marostica, 1,75 m del segno della Bilancia. Conosci la località di Rosolina Mare? Vieni spesso in vacanza? Non spesso, però la conosco. Ah, bene, ci fa piacere. Dalla montagna al mare. Come ti descrivi a questa giuria? Mi descrivo come una persona tenace e intraprendente. E la tua arma di seduzione per portare a casa la vittoria? La semplicità. Qual è? Da grande
cosa vorresti fare? Qual è il tuo sogno nel cassetto? Vorrei diventare giornalista. Ah, bene! Abbiamo qui il nostro rappresentante del Gazzettino. Ma stai già studiando giornalismo? Cosa stai facendo? Sto studiando comunicazione all'Università di Padova. Bene, poi dovrai farti il patentino da giornalista e qui abbiamo Luca Crepaldi che ti aprirà le porte per andare a fare la report nel Gazzettino, il nostro media partner, vero? Bene Luca? L'assumiamo? Assunta, pensa, senza patentino Valeria. Non ho mai assunto qualcuno così facilmente. Vuoi raccontare qualcos'altro di te? Ti scopriremo solo vivendo. Sì. Quindi in bocca al lupo, benvenuta a questa serata e ci vediamo più tardi. Grazie. Proseguiamo con la numero 11, Vanessa Akake, 17 anni, di Padova, 1,75 m, del segno del cancro. Vanessa, cosa fai nella vita? Frequento l'istituto tecnico turistico e faccio lingue. Che lingue parli? E so abbastanza bene il francese. Bene, allora facciamo un bel saluto in francese a questa platea di Rosolina. Bonjour à tout le monde. Sono tutte timide le nostre ragazze. Ma come ti descrivi, Vanessa? Sono una ragazza molto spontanea e molto determinata e mi piace lo sport. E ti piace lo sport? Sei originaria di? Del Congo. Del Congo. Sei qui in Italia da quanto tempo? 8 anni. Vabbè, insomma, com'è? Ti piace? Sì. Come ti trovi? Bene. Bene. Resteresti qui per sempre oppure hai voglia di tornare nella tua patria o di viaggiare per il mondo? Beh, viaggiare per il mondo un po' sì. Un po' sì, perché no? Credo che sia la cosa più bella del mondo. Quali sono le tue caratteristiche, come ti descrivi alla giuria e soprattutto qual è la tua arma di seduzione, chiamiamola detta così, per portare a casa la vittoria? Beh, la mia arma di seduzione sono le mie gambe. Ah, bene, 1,5 km di gambe, la Vanessa. E come ti descrivi? Beh, sono una ragazza spontanea, come ho detto prima, e so quel che voglio. E sai quello che vuoi, bene. Ti ringrazio di essere qui con noi, buona continuazione, ci vediamo più tardi. Grazie Vanessa. Proseguiamo con la numero 12, Alice Miotello, 17 anni, di Tombelle, Vigo Novo, 1,80 m, del segno dei pesci. Sempre più alte. La Vanessa ha detto le gambe, ma devo dire che anche le tue non scherzano. Cosa fai nella vita? Studio al Calvi, amministrazione, finanza e marketing. E da grande vorresti? Ancora non lo so. Si scoprirà più avanti, magari andando con... Quindi allora è perché hai una cassettiera piena di sogni o perché li stai mettendo dentro uno alla volta? Perché li sto mettendo dentro uno alla volta, bene. Allora chissà che la vita ti porti consiglio. Come ti descrivi a questa giuria e qual è l'arma di seduzione per farti arrivare in finale? Beh, sono una persona molto altruista e con la testa sulle spalle e molto creativa, e come arma di seduzione gli occhi. Gli occhi, allora anche per te sguardo magnetico ai nostri giurati, sguardo magnetico, c'era? Ottimo, è andato anche lo sguardo magnetico. Grazie a lei, Alice, ci vediamo più tardi. Numero 13, Gloria Allongato, 17 anni, di Padova, 1,82 m, del segno dei gemelli.
giù in altezza. Bene, cosa fai nella vita? Sono una studentessa, frequento il liceo delle scienze umane a Piave di Sacco. E da grande vorresti? Allora, recentemente ho avuto l'opportunità di fare alternanza scuola-lavoro in una scuola materna, quella del mio paese, e diciamo mi sono appassionata al mondo dell'infanzia, quindi penso di voler proseguire i miei studi proprio in questo ambito. Bene, in bocca al lupo, perché non è anche una cosa semplice stare dietro a tutti ai bambini piccoli, Sì, poi insomma bisogna bambini. avere esperienza. Come ti descrivi a questa giuria e qual è la tua arma per arrivare in finale? Allora, l'arma vincente penso sia l'onestà. Forse non riuscirò a rappresentarla qui in passerella, però fidatevi. Bello questo gioco di parole. E mi definisco comunque una ragazza leale e educata, creativa, fantasiosa. Quindi niente. Votatemi. Esatto. Bravo, l'appello ci è piaciuto. Sì. Con onestà e credeteci, votatemi. Bene, grazie Gloria. Grazie a voi, In bocca buona al serata. lupo e ci vediamo più tardi. Grazie a te. Proseguiamo con la numero 14, Ellen Chiozzo, 18 anni, di Sottomarina, 1,77 m, del segno dei gemelli. Ti guarda e sorride e si mette a ridere. Credo che questa sia la tua arma vincente, Ellen. Può essere. Sì, ne avevi un'altra? Sì. Qual è? Vai. Sfoderiamo l'arma vincente. Secondo me gli occhi e le gambe. E le gambe, ecco, e il sorriso lo aggiungo io perché sei sempre solare e simpatica. Cosa fai nella vita? Studio economia alle superiori, il prossimo anno andrò in quinta, quindi avrò la maturità, cosa importante. Sei brava a scuola? Sì. Ah, e allora dai, vedrai che sarà un gioco da ragazzi. Da grande cosa vorresti fare? Da grande mi piacerebbe diventare professoressa di educazione fisica. Bene, e come mai studi economia? Perché l'anno scorso mi è venuta questa idea, siccome io adoro lo sport, e niente, Adori lo sport e quindi cosa fai? pallavolo. Pallavolo, brava. Come ti sei, abbiamo detto l'arma di seduzione qual è, ma come ti descrivi? Mi descrivo una ragazza semplice sicuramente, solare, impulsiva e spensierata. E spensierata, ci piace questo aggettivo. In bocca al lupo. Grazie. E ci vediamo più tardi nelle altre uscite. Buona serata. Grazie Ellen. Un applauso, con Ellen sono finite le 14 concorrenti di questa sera. Io volevo anche salutare i due fotografi protagonisti di questa serata di Rosolina Mare, perché a Miss Venice Beach non vincono solo le Miss, ma partecipano anche i fotografi. In ogni tappa fotografi professionisti o amatoriali hanno la possibilità di entrare in sfida, di scattare lo scatto migliore di tutta la serata, metterlo al voto alla domenica e per una settimana essere giudicati dal pubblico sovrano che siete voi, e quindi a colpi di like potrete poi decretare chi sarà il vincitore e avrà la possibilità di fare il calendario finale di Miss Venice Beach. Ogni anno da 7 anni viene realizzato un calendario, l'abbiamo omaggiato ai nostri giurati, e allo stesso tempo di partecipare come fotografo ufficiale alla finale. Quindi un applauso ad Alessandro Vasta. Vieni Alessandro, fatti vedere. Eccolo qui, primo fotografo in sfida, e a Nicola Bovo. Dove sei Nico? Eccolo, più in alto, perché io vedo tutto nero lì in fondo. Quindi ragazzi, in bocca al lupo. Come procede? Avete già individuato lo scatto? Così nella prima uscita? È un po' presto per dirlo, lo so, ma lo chiedo sempre, sono un po' ripetitiva, l'età che avanza. Bene, torniamo a noi. È arrivato il momento del voto di portamento. Allora ricordo di nuovo alla nostra giuria che devono dare una votazione da 1 a 10, e in ogni serata ci sono 3 temi, quindi le ragazze devono essere votate per il tema
dell'uscita, quindi quello di prima era il voto di primo impatto, di presentazione, ora abbiamo il voto di portamento e il terzo voto invece è quello dell'interpretazione, quindi vi ricordo da 1 a 10. Vedremo adesso sfilare le ragazze senza numero, come fossero davvero delle modelle in passerella. Potete vedere il numero e il nome della ragazza sullo schermo alle nostre spalle, quindi aguzzate la vista perché comunque dovete tenere d'occhio sia il numero che la nostra Miss, ma non solo, anche i capi che andremo a vedere sfileranno con noi. Collezione Buggy, la prima linea di borse e accessori con le stampe, nate nel 2009, realizzati solo anche in questo caso con materiali italiani di primissima qualità. Una borsa che fa tendenza, che si identifica nel mercato mondiale della moda per la sua originalità e unicità. Non solo ora le stampe delle città e delle dive famose nel mondo, ma anche la collezione artistica, quindi si mixa il fashion, la moda con l'arte, con la collezione firmata Peter Terrin. Quindi ragazzi, buona visione.
Ciao!